Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi le previsioni dicevano pioggia e voi siete venuti lo stesso. Ma coraggio avete, eh? Complimenti. Vorrei parlarvi oggi del sacramento dell'unzione degli infermi, che ci permette di toccare con mano la compassione di Dio per l'uomo. In passato veniva chiamato strema unzione, perché era inteso come conforto spirituale nell'imminenza della morte. Parlare invece di unzione degli infermi ci aiuta a allargare lo sguardo all'esperienza della malattia e della sofferenza nell'orizzonte della misericordia di Dio. C'è un'icona biblica che esprime in tutta la sua profondità il mistero che traspare nell'unzione degli infermi. È la parabola del buon samaritano nel Vangelo di Luca. Ogni volta che celebriamo tale sacramento, il Signore Gesù, nella persona del sacerdote, si fa vicino a chi soffre ed è gravemente malato o anziano. Dice la parabola che il buon samaritano si prende cura dell'uomo sofferente versando sulle sue ferite olio e vino. L'olio ci fa pensare a quello che viene benedetto dal Vescovo ogni anno nella messa crismale del Giovedì Santo, proprio in vista dell'unzione degli infermi. Il vino invece è segno dell'amore e della grazia di Cristo che scaturiscono dal dono della sua vita per noi e si esprimono in tutta la loro ricchezza nella vita sacramentale della Chiesa. Infine, la persona sofferente viene affidata a un albergatore affinché possa continuare a prendersi cura di lei senza badare a spese. Ora, chi è questo albergatore? È la Chiesa, la comunità cristiana, siamo noi, ai quali ogni giorno il Signore Gesù affida coloro che sono afflitti nel corpo e nello spirito, perché possiamo continuare a riversare su di loro senza misura tutta la sua misericordia e la salvezza. Questo mandato è ribadito in modo esplicito e preciso nella lettera di Giacomo. Abbiamo sentito. Ci raccomanda: chi è malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera, fatta con fede, salverà il malato. Il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Si tratta quindi di una prassi che era in atto già nei tempi degli Apostoli. Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione per i malati e per i sofferenti e ha trasmesso la loro capacità e il compito di continuare a elargire nel suo nome e secondo il suo cuore sollievo e pace attraverso la grazia speciale di tale sacramento. Questo però non ci deve fare scadere nella ricerca ossessiva del miracolo o della presunzione di poter ottenere sempre e comunque la guarigione, ma è la sicurezza della vicinanza di Gesù al malato, anche all'anziano, perché ogni anziano, ogni persona di più di 65 anni
può ricevere questo sacramento. È Gesù che si avvicina. Ma quando un malato si pensa, ma chiamiamo al prete, al sacerdote perché venga, no, ma poi porta mala fortuna, poi no, non lo chiamiamo. O poi si spaventerà l'ammalato. Perché? Perché c'è un po' l'idea che quando c'è un ammalato e viene il sacerdote, dopo di lui arriva la pompa funebre. E quello non è vero. Il sacerdote viene per aiutare al malato o all'anziano. Per questo è tanto importante la visita dei sacerdoti ai malati. Chiamarlo, ma un malato venga, le dia la unzione, lo benedica, perché è Gesù che arriva per sollevarlo, per darle forza, per darle speranza, per aiutarlo, anche per perdonargli i peccati. E questo è bellissimo. E non pensare che questo è un tabù, perché sempre è bello sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli. Il sacerdote e coloro che sono presenti durante l'unzione degli infermi rappresentano infatti tutta la comunità cristiana che come un unico corpo con Gesù si stringe attorno a chi soffre e ai familiari, alimentandolo in essi la fede e la speranza, sostenendoli con la preghiera e il calore fraterno. Ma il conforto più grande deriva dal fatto che a rendersi presente nel sacramento è lo stesso Signore Gesù che ci prende per mano, ci carezza, come faceva con i ammalati Lui. E ci ricorda che ormai gli apparteniamo a che nulla, neppure il male e la morte, potrà mai separarci di Lui. Ma abbiamo questa abitudine di chiamare il sacerdote perché ai nostri malati, ma non dico malati di influenza di 3-4 giorni, ma quando è una malattia seria e anche ai nostri anziani venga e gli dia questo sacramento, questo conforto, questa forza di Gesù per andare avanti. Facciamolo. Grazie.